Notiziario shock e flash, attenzione, su tutti i giornali scacchistici c'è la notizia del ritiro di Magnus Carlsen dalla Sinquefield Cup 2022. Il torneo era cominciato bene per Carlsen dopo una vittoria al primo turno contro Nepo e un pareggio al secondo turno contro Aronian. Al terzo turno, purtroppo, il campione del mondo ha perso contro Niemann. A seguito di questa sconfitta il campione si è ritirato senza annunciare, senza dire nulla, ma ci sono varie voci sul web della sua ragione di questo ritiro e fra poco ne parleremo. Subito è stato intervistato lo sfidante, questo giocatore che grazie alla vittoria contro Carlsen, che è un over 2008, è riuscito a superare i 2700 punti. E l'intervistato risponde così: lui, riferendosi a Carlsen, era così demoralizzato perché stava perdendo contro un idiota come me. Deve essere imbarazzante per il campione del mondo perdere contro di me, mi dispiace per lui. Ora, forse a seguito di queste parole, questa intervista che comunque è stata in qualche modo un po' tagliente, sì, non è stata forse più galante di sempre, forse a seguito di queste parole Carlsen si è ritirato, ma ci sono dicerie che dicono che Niemann ha utilizzato motori scacchistici, che hanno imbrogliato. Se provate a vedere la partita troverete una percentuale di precisione incredibile. Niemann ha giocato una partita perfetta contro il campione del mondo, che si è ritrovato in un finale con 2 pedoni in meno. Voci dicono che Niemann è solito utilizzare l'aiutino del motore scacchistico, tant'è che dicono che sia stato bannato per ben 2 volte su chess.com per gioco scorretto. Si dice che i giocatori di alto livello sappiano, insomma, lì sull'Olimpo sanno chi sono quelli veramente forti e quelli che ci sono arrivati con qualche aiutino, e a quanto pare Niemann sia uno di quelli. A confermare questa voce di quartiere è stato proprio Hikaru Nakamura in una delle sue dirette a dire le seguenti parole: Magnus non si ritirerebbe mai in 1.000.000 di anni se davvero non ci credesse fermamente. Penso che pensi che Hans stia barando. Poi dirò solamente che lui, cioè Hans Niemann, ha fatto alcune cose che non sono consentite nei tornei. Vabbè, lasciamo perdere. Insomma, è tutto da vedere, da verificare. Forse finirà nel nulla questa situazione, o forse verranno presi provvedimenti, non lo so. D'altronde non so come si faccia in un torneo così ad alto livello a riuscire a utilizzare aiuti scacchistici. Almeno nei nostri tornei amatoriali nessuno ti controlla, chiunque potrebbe avere un telefono, andare in bagno e spippolare e uscire tranquillamente. Anche ai campionati italiani a cui ho giocato qualche mese fa, uscivi dalla sala da torneo, era totalmente tutto fuori controllo, e stiamo parlando dei campionati italiani, quindi ragazzi, e lì penso che almeno ci sia un metal detector, un qualcosa, e quindi resteremo a vedere. Vi tengo aggiornati su questa notizia shock di questo ritiro che sembra assolutamente insensato oppure altamente motivato del campione del mondo. Ci aggiorniamo.